del servizio pubblico. È una parte molto importante questa. Adesso, senza fare grandi progetti, è un discorso che va da molto prima che la legge fosse approvata, cioè la capacità di elaborare qui in Sardegna una programmazione che sia buona per la Sardegna e per parlare al di fuori della Sardegna, proprio sfruttando il mezzo. Si è arrivati, c'erano stati molti contatti, molte cose, si è arrivati a un punto che sembrava conclusivo, con la firma anche di un protocollo d'intesa, ma i risultati non sono stati, non si è fatto questo programma e non siamo riusciti nemmeno a salvare quella cosa che temporaneamente eravamo riusciti a salvare, cioè la struttura di programmazione. Ecco, ci sono delle novità in questo settore, a parte il televideo ormai ampiamente superato. Ritorno sulla lingua, una breve osservazione. In testa a questo profilo di Bakunin c'era una nota di Ferrero, un direttore editoriale di Einaudi, uomo che sa leggere e scrivere, che parlando di Bellas Mariposas di Azzeni, abbiamo forse letto in molti, che già grande parte in italiano, che probabilmente non ha capito tutto nel senso come lo posso capire io, come lo possiamo capire noi, però diceva è un libro dei più belli di questi ultimi 20-30 anni. Allora dico, se uno piemontese riesce a capire non forse in tutto il senso ma la musicalità e il senso, noi ci capiamo benissimo tra di noi. Semmai un problema che possiamo avere è questo, e parlo per me, io sono di Bonorva, sono sardo pensante perché sono vissuto fino a 18 anni a Bonorva, quindi l'ho assorbito. Però poi venendo a Cagliari, in una città diversa, a me è rimasta una competenza linguistica, parlo di non del mio fatto personale, ma credo che sia abbastanza generalizzata, perché se io parlo della quotidianità con mia zia non ho problemi, parlo tranquillamente. Se devo parlare della situazione politica in Sardegna, una serie di termini, insomma, vado un po' nel pallone, non riesco più a utilizzare il sardo perché ci sono dei buchi di competenza linguistica che non ho, perché non l'ho approfondito, non è che non conosco il sardo. Ecco, a questo punto mi è molto servito una serie di trasmissioni che ha fatto Pillon, per esempio ricordo una che ho fatto con Moito e con altri, perché mi arricchisce buchi di competenza linguistica che mi permetta di utilizzarla anche in contesti diversi da quelli di paese in cui io l'ho imparato. Questo lo dico perché la televisione e la radio, forse più della carta stampata, perché mi suona, perché io la parola la devo sentire all'interno di un discorso, la televisione e la radio possono dare un contributo molto consistente. Il giornale radio telediario mi va benissimo perché mi permette di parlare della Cecenia. Se io dovessi adesso parlare della Cecenia da solo non sarei, preferirei farlo in italiano perché in sardo non lo so fare, perché so anche termini banali che però sono colti, per esempio contraddizione, adesso dico una parola qualsiasi, se dovessi usarla o veicolarla, come diceva Pilonca poc'anzi, in sardo come si dice? Io se devo fare un discorso di questo taglio ho difficoltà. Per questo, e credo che sia abbastanza generalizzato questo problema, e per questo dico che la televisione può davvero dare un contributo, la televisione e la radio, un contributo importante alla ripresa, alla frequentazione, perché se poi la lingua non è frequentata, francamente a me chi se ne frega, detto sostanzialmente, se rimane un fatto di elite di 4 persone che lo fanno per così approfondire un discorso culturale, che peraltro è importantissimo e tutto quello che vogliamo, però se non diventa una quotidianità, il pane di tutti i giorni, se non diventa uno strumento di interpretazione della realtà, ma non ci interessa moltissimo. In questo senso ribadisco che la televisione può essere uno strumento fondamentale anche per rompere quella giustificazione, questa scusa, e dire non ci si capisce, in televisione si capisce tutto.
capisci di più, e se non lo capisco oggi lo capisco alla prossima puntata. Quando si impara, adesso uno va in Inghilterra, io sono stato parecchio tempo, le prime volte non si capiva niente, non capiva la radio, la seconda volta la capiva, la terza, la 14ª volta finisci per capirlo. Poi uno si appropria delle parole che sente in televisione e il linguaggio si arricchisce, e allora poi uno inizia a parlare. Ribadisco, forse è il caso che il servizio pubblico a questo ripensi. E anche se le trasmissioni sono fatte non abbiamo più le finestre solamente regionali, ma ce le abbiamo solamente nazionali, una serie di programmi possono essere fatti e capiti anche a livello nazionale. Adesso moltissimi scrittori, Camilleri in Sicilia scrive, metà siciliano, io non conosco niente della Sicilia, eppure il romanzo lo capisco, lo leggo, mi piace e tanti saluti. Bella Smariposa e tanti altri fanno benissimo sia in ambito locale, soprattutto in ambito nazionale. Quindi una forte presa di posizione sia per le emittenti private che hanno più agilità in questo evidentemente, ma anche il servizio pubblico su questo deve intervenire in maniera positiva, però bisogna avere sempre una spinta molto forte. Capisco che la lingua è probabilmente lo specchio della cultura del popolo, capisco che è una cosa di una delicatezza fondamentale. Non ne farei però un mito e non ne farei uno strumento di uno strumento per dividere, insomma, tra chi parla il sardo e i sardi che non parlano il sardo, che sono sempre di più. Proprio leggevo ieri, proprio per prepararmi un pochettino brevemente a questo incontro, i dati che sono stati pubblicati qualche anno fa sull'uso della lingua sino agli anni 50, quando è arrivata la televisione. Il 55% dei sardi parlavano in sardo. E adesso la percentuale si è notevolmente ridotta. E tutti quanti parlano, anche nei centri interno, tutti quanti parlano italiano. Non succede quasi più che nei processi, come succedeva con il presidente Pini, che nei processi di Corte d'Assise ci fosse comunque il bilinguismo fosse una necessità, perché molti testimoni parlavano soltanto il sardo. Io comunque non sono un esperto, quindi non so come si può salvare una lingua, quali sono gli strumenti più adatti. Questo lo possono sapere gli esperti, poi tocca a chi applica poi le leggi metterli in campo per fare degli sforzi. Uno sforzo che secondo me va compiuto. Io per esempio, per me è un limite non parlare del sardo, capisco che lo possa essere, non lo considero un fatto di provincialismo, anzi considero provinciale chi dice il contrario. E però mi voglio soffermare sul tema in cui ho una qualche esperienza, e cioè il rapporto che ci può essere tra questa legge, che è il tema della discussione di oggi mi sembra, e i mezzi di comunicazione. L'esperienza di Pintore, che mi sembra, io non l'ho mai vista perché a Cagliari non arriva a segnare, in televisione già ne vedo pochissime, ma poi segnare non arriva neanche, quindi proprio no. In condizioni ideali per non vederti, però se dovessi capitare a loro mi sintonizzerei, perché mi incuriosisce e capisco che possa avere effettivamente anche un certo audience, per carità, perché effettivamente il richiamo della cultura è un richiamo che esiste. È vero che
esiste, ci sono attese, ci sono qualsiasi iniziativa, pensiamo a Sardegna che si fa una festa un po' folcloristica a Castello, ci va un sacco di gente a vedere, probabilmente è un richiamo che la gente avverte nel momento in cui il mondo sembra quasi senza confini, in cui tutto sembra confuso, in cui tutti siamo diventati inglesi, mondializzati, nessuno però sa bene quello che è, basta lanciare un segnale, la gente lo coglie, bisogna lanciare quindi segnali. Non so se i giornali e i mezzi di comunicazione in senso lato possono essere i veicoli della lingua. A me che lavoro in un direttore, con un direttore che è di Livorno, mi sembra impossibile che riesca a fare passare un pezzo scritto in sardo, non lo capirebbe neanche lui. Siamo in un... anche nei giornali siamo in una fase diversa. E non è una fase diversa, una fase diversa provocata dalla mondializzazione, perché abbiamo avuto un altro editore che non era sardo e che ha portato direttori non sardi. Erano quelli sì direttori che non andavano a casa. Non dico che questi sono temi che non mi interessano, ma all'epoca della SIR l'editore era un industriale che portava i suoi giornalisti, le sue truppe di giornalisti, perché era così, e non è solo un fenomeno di adesso, questo è un fenomeno quantomeno editoriale, perché anche editoriale quello è un altro fenomeno. E quindi io non so se i giornali siano un veicolo giusto, credo di no, per salvare la lingua, ci sono altri utilizzi di questo. I giornali possono sicuramente essere, e lo devono essere, veicoli per diffondere la cultura. La cultura non dico sarda perché ci mettiamo il bollino, questo è sardo, ci mettiamo il marchio, questa è la cultura, ma per discutere della Sardegna, della storia, di tutti i temi che riguardano la Sardegna. E però io volevo allargare questo discorso, perché altrimenti si potrebbe anche pensare che pubblichiamo pagine di storia e quello diventa un giornale che dice la cultura. Non è così, perché la storia bisogna insegnare a scuola, non devono insegnare i giornali a scuola, cioè il Corriere della Sera non pubblica pagine per insegnare la storia d'Italia, insomma, però fa la storia d'Italia, no? È uno specchio, la storia d'Italia, nel dibattito, eccetera, e così devono essere i giornali. E non è che dobbiamo dire sì, facciamo 2 pagine sulla storia della Sardegna, la gente sa che è successo in quegli anni, il problema è risolto. No, noi dobbiamo inserirci. E io qui vedo un limite dei giornali sardi e più in generale della cultura. E cioè il limite di legare il fatto specifico al fatto generale. Cioè di come inserire la Sardegna in una cultura moderna che è diversa, che è una cultura mondiale. L'Irlanda, per esempio, c'è riuscita, ha trovato nell'economia, in alcune scelte politiche, in alcune scelte culturali che ha fatto, ha trovato il modo di inserirsi, rimanendo in Irlanda, di inserirsi nel mondo, nel circuito dello sviluppo del mondo più sviluppato, ma senza rilegare se stessa, sfruttando le proprie potenzialità, sfruttando le proprie idee, rimanendo quello che è. Mentre da noi invece vedo uno sforzo di una cultura che rischia, secondo il mio modesto parere, questo non sono un esperto neanche di cultura, però che rischia di risentare quasi il folklore, no? Cioè se noi ci limitiamo a fare uno sforzo per dire recuperiamo la Sardegna, la storia della Sardegna, cominciamo dalla storia della Sardegna, va bene, è un messaggio che si lancia, ma se esauriamo in questo tipo di sforzo e non lo leghiamo alla vita, rischiamo che la cultura resti un fatto folkloristico, che la lingua resti un fatto folkloristico, cioè chi la parla, guardiamo un pittore per vedere come si parla il sardo e basta, e andiamo lì a vedere la gente in costume per passare una bella domenica, esattamente come la gente va a vedere la serie di Santi Fisiche, no? Allora, questo sì che è uno sforzo che deve essere compiuto, portare la cultura sarda in un contesto più moderno. Sergio Azzegni ci è riuscito, per esempio, era un ragazzo molto intelligente
e ci è riuscito a farsi apprezzare, portando, non rinnegando la Sardegna, ma portando i suoi sentimenti di sardo, inserendo in un contesto più per questo che è apprezzato. Perché altrimenti è grazie a lei la cultura sarda, no? Cioè quello che fa la fotografia di quello che è, ma non arricchisce il mondo col patrimonio che la Sardegna può portare nel mondo. Resta un fatto isolato, ci guardiamo, contempliamo le nostre tradizioni, è importante contemplarle, è importante salvarle, è importante rimanere se stessi, ma deve essere finalizzata per qualcosa di più costruttivo, senza arrivare però, attenzione, questo è un rischio che io vedo grosso, al discorso del bene economico. Perché io ho sempre sospettato di due sinergie che si possono verificare: politica e cultura, economia e cultura. Perché poi chi va a dominare le due sinergie non è mai la cultura, o è la politica o è l'economia. Se noi consideriamo il rapporto politica-economia, diamo in Sardegna, probabilmente come in altre realtà, io do un giudizio negativo. E ho sempre dato, nelle quelle poche volte che io ho dovuto scrivere l'ho scritto, un giudizio anche non positivo, non negativo, ma non positivo, come viene qualcuno cerca di dare, ai mitici anni della Rinascita in cui gli intellettuali vennero schierati su un disegno che era sicuramente di avanzamento, ma che poi è stato utilizzato dalla politica per coprire la politica. Non per aprire la Sardegna alla modernità, ma inizialmente era quello, ma poi la politica ha vinto e ha utilizzato questa sinergia per coprire la politica. E in Sardegna è mancata anche la critica culturale a una fase politica che è stata molto importante e di cui conseguenze si parla ancora. L'economia è la stessa cosa. Nell'economia il rischio che vedono i docenti universitari più sensibili è quello di fare dell'economia la stessa operazione dell'università, la stessa operazione è stata fatta con le usure, no? Le usure devono diventare aziende efficienti, poi se il malato muore chi se ne frega, tanto lo si mette nel coso, però intanto abbiamo risparmiato qualche lira. È esattamente quello che succederà con le università, cioè si studierà e si faranno le ricerche nei campi dove c'è un ritorno economico. Allora, chi deciderà sarà il ritorno economico, campi interi dell'economia, della cultura saranno cancellati perché non interessa a nessuno li potrà finanziare, nessuno avrà interesse a finanziarli, se non poche persone che lo faranno volontariamente, e passeranno le cose che anche meno importanti, a sovravanzare più importanti, ma che hanno un successo economico. E allora, nell'applicazione della legge bisogna, lo diceva prima su un aspetto importante anche Andrea, bisogna stare attenti a come applicare la legge, non soltanto per non favorire Tizio Caio e Semproni, perché tanto Tizio Caio o Semproni saranno favoriti, perché dipende anche dalla capacità che uno ha di inserirsi in un circuito, di fare proposte, di fare iniziative, per carità. Però un'applicazione della legge che deve essere finalizzata a un effettivo rilancio, riscoperta della cultura. Certo, io ritengo che l'aspetto più importante della legge sia la questione della scuola, dove il sardo e la cultura sarda dovrebbero essere inseriti a pieno titolo nell'insegnamento delle scuole dell'obbligo. Lì probabilmente ci si riuscirà col tempo, quando l'autonomia didattica sarà un fatto più. Però deve essere una cosa che deve avere anche una spinta sociale, non è una cosa solo da parte dall'altro. Lì le istituzioni possono però dare effettivamente una spinta sulle nuove generazioni che hanno interesse a questi. Non è vero che la gente se ne frega, sì, c'è anche il fenomeno di McDonald's, per carità, di miti dell'epoca moderna, però c'è anche interesse
per i fatti della propria terra. Ecco, si interesse, più il mondo crescerà unito, più le diversità si cercheranno di emergere, perché ciascun singolo cercherà di emergere, le comunità che non hanno più la possibilità di farlo in quanto perché il loro mercato è ristretto dovranno necessariamente emergere. Allora la scuola, e quello è un settore per esperti, di cui non posso. Io parlo dei giornali attenti agli affari commerciali, che con la cultura non hanno con la vera cultura non hanno alcun rapporto. I giornali sicuramente e le televisioni sicuramente si butteranno su questa legge prendendolo a fare, no? Cioè basta che io pubblico ogni tanto qualche pagina in sardo, faccio 2 insertini in lingua sarda e mi piglio un bel pacco di soldi, molto più di quello che ho speso. C'ho un ritorno di immagine, c'ho un ritorno economico, eccetera, eccetera, e la cosa diventa da fare. Poi quello che pubblico non me ne porta a nulla, cioè può essere una storia vera, una storia falsa, fatta da uno storico vero, fatta da uno che racconta panzane, chi se ne frega, l'importante è il ritorno economico. Questa è una cosa da evitare, nel senso il più possibile. Evitare il più possibile significa anche disincentivare l'affare economico, no? Cioè, basta prevedere che creare un movimento, creare una sensibilità generale per cui i mezzi di informazione siano costretti, non dico gratuitamente, ma comunque quasi volontariamente ad applicarsi su quel settore, non perché sono pagati per farlo, perché poi si crea l'altro rapporto tra chi decide e chi attua, no? Si crea di nuovo quella sinergia, questa volta politica, cultura, politica, informazione, cioè io ti do tanti soldi, però ricordi che io sono un bravo assessore, io sono un bravo presidente, no? Questi rischi li abbiamo visti, ci sono presenti. E l'altro rischio è, e qui chiudo, è quello di evitare un altro tipo di rapporto nell'applicazione della legge, cioè il fatto che la regione, l'assessore, un comitato ristretto, che io avevo definito, ripescando il vecchio un po' nel 1993, quando poi il comitato tecnico-scientifico, più dell'osservatorio, proprio no, l'osservatorio che aveva pieni poteri staccati dall'assessore, mi piaceva veramente molto poco, è che la legge sia praticamente affidata a una ristretta cerchia politica, burocratica, intellettuale, che soldi alla mano, che poi alla fine, quando si applica una legge di incentivi, di questo stiamo parlando, senza banalizzare il discorso, senza farlo scadere, ma andando a nocciolo, che soldi alla mano individuano le iniziative da adottare. Io dico che nell'applicazione della legge le istituzioni pubbliche dovrebbero fermarsi alle proprie ed esclusive competenze. Non fa parte delle competenze delle pubbliche istituzioni quello di decidere quali sono i contenuti dei messaggi culturali che devono essere diffusi. L'autore di un libro scolastico deve poter scrivere in piena e totale autonomia. Un giornalista deve poter scrivere in piena e totale autonomia. Le istituzioni pubbliche devono semplicemente porre le condizioni perché ci siano le scuole e quindi quel libro possa essere acquistato se piace, che quell'articolo, che ci siano i giornali, che quell'articolo possa essere pubblicato se piace. Non che quel libro venga pubblicato perché è pagato, non che un giornalista scrive un articolo a pagato. Che il giornale pubblichi una cosa soltanto perché è uguale alla pubblicità della stampa. Questo non andrebbe, sarebbe veramente un'applicazione che ci farebbe fare passi indietro rispetto invece alle finalità generali della legge che ci dicono che
la cultura sarda e la lingua sarda devono avere pari dignità. Pari dignità significa fare assumere iniziative perché questo possa succedere e poi liberare nella società le forze che questo possono avere. Quindi non un'applicazione burocratica della legge, ma una legge che deve essere di incentivo e di iniziativa soprattutto di carattere culturale. Creare le condizioni perché in Sardegna vi sia energie che si liberano in questo campo. Creare promozioni culturali, creare dibattiti, creare cose, ma per carità guai se facciamo quello che è stato fatto negli anni 60 e negli anni 70, quando i libri venivano pagati senza essere mai scritti, perché succedeva anche questo. Il 50% alla commissione, il 50% alla consegna non arrivava mai. E per fortuna almeno il 50% della consegna si risparmiava. Però intanto con quel 50% che si dava di anticipo si chiudeva la possibilità a una persona di dire come minimo non mi fai opposizione. Questo. Le istituzioni serie devono saper incentivare anche l'opposizione culturale, non soltanto fare promozione praticamente di se stesso o di una cultura che diventerebbe a quel punto esclusivamente folcloristica. Perché ci sarebbe una gara a chi pubblica pagine di storia, interpretazioni eccetera eccetera o qualche poesia in sardo, ma tutto finirebbe lì e la società non assimilerebbe il messaggio che invece deve essere nostro. Tu dicevi che secondo te la scuola è il dato più importante attraverso il quale la lingua sarda può svilupparsi, valorizzarsi. Io questo non ci credo. La scuola è e deve essere solamente un momento di questo progetto complessivo, perché nella scuola tu potresti correre il rischio di aggiungere una materia allo studio dei ragazzi, rendendolo odioso. Se questa lingua non è la lingua che sentono e che leggono dappertutto, sui giornali, alla televisione, nei cartelli stradali, nelle insegne, ovunque, così come succede, voglio dire, senza andare fuori dai confini dello Stato, come succede in Sud Tirolo. In Sud Tirolo, voglio dire, questo succede. In Sud Tirolo anche la RAI lo trasmette in tedesco. Quindi il ragazzo a scuola, quando parla il tedesco, non la sente come una materia in più, perché deve studiare anche l'italiano, ma la sente come la lingua che poi gli serve per comunicare con il resto della sua società. I giornali sono scritti in tedesco, le televisioni parlano in tedesco, le insegne sono bilingui, cioè tutto è bilingue, sono bilingui. Si vogliono documenti italiani. Com'è? Si vogliono in tedesco e in italiano, cioè non facciamo paragone. No, però aspetta, voglio dire, lì la storia, sai, lì la storia è un pochino più, la storia è anche più complessa, cioè nel senso che, voglio dire, c'è un signore che si chiama Ettore Tolomei che già dal 1905 ha cominciato a italianizzare tutti i toponimi, tutte le cose, quindi voglio dire c'è un odio di resistenza, ma questo in Sardegna non esiste e spero che non esisterà mai. Voglio dire, io non mi preoccupo che tu non sappia parlare il sardo, mi preoccuperebbe che il fatto che tu non sappia parlare il sardo sia una diminuzione per me che invece lo so parlare. In quel caso non so parlare il sardo. No, perché questo no. A parte Filippo, che io il sardo l'ho imparato a 35 anni, cioè voglio dire, l'ho imparato come una lingua normale, nel senso che Perché gioca per pallone. quindi non è questo. Quindi io credo, veramente ho chiuso, che invece è proprio il nostro mestiere che può aiutare, se ci si crede allo sviluppo e alla fondazione della lingua. Cioè immaginati un ragazzo che legga sul tuo giornale
articoli in sardo, no? Impara proprio quello che, scusa, sei? Luciano Seris. Ah, che Seris diceva di se stesso quando guarda la televisione, impara nuove parole. Non solo le impara, ma attraverso il giornale impara anche come si scrivono. Il fatto di non avere una scrittura normalizzata per noi è un grosso handicap. Il giornale è un veicolo importantissimo, che è quello che per esempio Pompa in Catalogna agli inizi del secolo non aveva per normalizzare il catalano, che noi ci potremmo avere. Il fatto di averla scritta si capisce nella mente, quella parola viene scritta poi così. Oggi io martedì scorso sono stato a questa manifestazione Alzai che è una ditta della Sostra Revista, è una cosa splendida, no? 500 ragazzi in tutta la Sardegna che scrivono. Se uno le sente leggere come hanno fatto questi ragazzini è una cosa straordinaria. Se vai a leggerle ti cadono le braccia, perché voglio dire ti rendi conto che non esiste non esiste una forma di scrivere unitaria per tutti. E i giornali credo che in questo potrebbero avere una funzione veramente straordinaria. Io vorrei iniziare proprio dall'Irlanda, perché mi permette un'affermazione di carattere generale. Noi in Sardegna è tutto il secolo che ci confrontiamo con l'Irlanda. Tutto il secolo. I primi nomi con cui sono stati chiamati i sardisti erano irlandisti. Nel 21 ci fu un intervento di Lussu in Parlamento, attaccato dai fascisti con l'accusa di irlandisti, e su tutti i giornali italiani decise la differenza tra noi e gli irlandesi, che ci battavamo per le stesse cose negli stesso periodo, fu che gli irlandesi erano molto unificati dalla religione, differente dagli inglesi, e la differenza era che gli inglesi lasciavano sulle strade i morti, cose che gli italiani non hanno mai fatto. E quindi poi col fascismo ci fu l'operazione in Trista, eccetera. Però voglio dire, poi anche più in là ci fu questo. Ma dal lato della lingua, la vera differenza tra noi e gli irlandesi è che noi loro hanno avuto una borghesia, una classe dirigente locale. Noi abbiamo avuto una classe dirigente sempre straniera, quella prevalente. Cioè da troppo tempo abbiamo avuto una classe dirigente straniera. Una delle prime condizioni, a me sembra, per l'affermazione della lingua è che la classe dirigente sarda parli in sardo. Una delle cose positive che io vedo delle attuali trasmissioni in sardo non è solo l'uso del sardo, ma chi è che parla in sardo. Io per ovvi motivi ho solo una volta seguito Nuoro, ma le interviste domenicali alle espressioni della classe dirigente in sardo, secondo me, se riescono poi a far sì che in ambiti sempre maggiori della classe dirigente si parla in sardo, da questo punto di vista, per esempio, c'è il problema di un galateo. A me mi è capitato di trovarmi da quella parte per parlare della lingua sarda e ne parlavo in italiano, e io aspettavo sempre quello di questa parte, cioè l'ascoltatore, che mi chiedesse: visto che parli di lingua sarda, perché non parli in sardo? Infatti a volte la provocavo la cosa di poter parlare in sardo. Perché? Perché positivamente noi abbiamo una forma di delicatezza, di galateo, per cui basti che ci sia in sala uno che non capisce il sardo, automaticamente ci assolviamo dall'obbligo che sarebbe portato dal tema di parlare in sardo. Ma anche c'è un altro problema. Anche noi che parliamo molto bene il sardo, non è che rendiamo in sardo allo stesso modo in cui rendiamo in italiano, o almeno non su tutti gli argomenti e non sempre, no? Cioè si crea anche una gerarchia per chi lo parla di argomenti in cui parla più o meno bene, ma si cerca anche una gerarchia tra uditori e questo che cosa significa? La lingua è anche
comunicazione, la comunicazione è potere e quindi si misurano i rapporti anche a questo livello. Secondo me questo livello di consapevolezza per noi che operiamo in quest'ambito è una cosa da approfondire. Difatti sarebbe interessante riprendere l'argomento da questo punto di vista. L'altro aspetto che mi sembra importante è che questa legge è planata, mi sembra, positivamente nella società sarda. Cioè io colgo che è stata, pur essendo arrivata in grande ritardo, però è stata accolta positivamente, mi sembra. Tra gli aspetti positivi, e qui mi riferisco a una domanda che a un discorso che non ha fatto qui, che è una domanda che ha fatto a me prima nell'intervista e che era in un tuo articolo di qualche giorno fa, ed è chi utilizzerà e chi ne guadagnerà della lingua sarda, ed è il discorso degli ultimi arrivati, degli opportunisti, quelli che stravolgono. Io vorrei fare un discorso a monte. Secondo me uno degli effetti positivi, se l'avrà questa legge, è prima che intervenire nelle scuole e se riesce a far togliere nelle nostre famiglie, nei nostri paesi, l'idea che bisogna insegnare ai bambini l'italiano perché altrimenti nella scuola sono disturbati. Questa concezione, che tra gli studiosi ormai è quasi tutto superata, che sta avanzando anche tra gli insegnanti, invece è ancora molto diffuso nelle nostre famiglie giovani, no? Questa cosa qui. Ecco, quindi io la vedo positiva. Invece l'affermazione che qualcuno ne approfitterà, io direi che è una cosa da mettere nel conto. Lo stesso tema il Comitato di Sadia e Persa Sardegna se l'è posto per Sadia di Sardegna quando ci fu la proposta della teatralizzazione di Sadia di Sardegna. Addirittura metà del comitato si spaccò, anzi direi quelli più critici culturalmente erano molto diffidenti su questa faccenda. Sadia di Sardegna però si è affermata perché i mass media, perché la teatralizzazione, i mass media gli hanno dato spazio. C'è però un elemento di equilibrio. Per esempio quest'anno il Comitato di Sadia di Sardegna, l'ultima riunione, ha fatto un documento molto elaborato in cui metteva in guardia, il Comitato metteva in guardia su alcuni pericoli la celebrazione di Sadia, e cioè se Sadia non diventa di tutta la Sardegna, se il suo spirito vero di crescita della soggettività, Sadia di Sardegna è destinata a sparire. Tanto più che anche in Sadia di Sardegna c'è questo aspetto che la classe dirigente non l'apprezza, per cui rischia di essere una cosa dell'assessore facilmente strumentabilizzabile per fini suoi, o almeno così si presta da parte dei critici. A questo punto è molto vicino lo stesso discorso su Sadia per la lingua. È inevitabile per il successo della lingua sarda mettere nel conto strumentalizzazioni da parte di gente anche addirittura contraria. La vera strumentalizzazione è che ci arrivi un assessore che dice sì alla cultura, no alla lingua. Viene male con la legge, non sì, può violare la legge. Con la legge no, ma basta che chiami a operare o si serve di funzionari che oppure faccia più iniziative sulla cultura e sulla storia invece che è facile stravolgere una legge in cui tra l'altro sono moltissime le cose non decise né dette in questa. Perché io direi è quasi ovvio da mettere nel conto che arriveranno i mercanti in questa situazione con tutte le attenzioni del caso, però è in ogni caso che è una anche delle condizioni del successo questa cosa qui. Cioè questo dipende moltissimo dal fatto che resti ancora una militanza sulla lingua, che resti ancora una militanza su Sadia, però sapendo che poi quando i militanti vincono la gestione non spetta ai militanti ma agli amministratori, ed è giusto ed è in fondo anche saggio che sia così. All'interno di tutto questo io ritengo che una delle cose più difficili da accettare dell'attuale crisi regionale è che la partenza della legge sulla lingua e la cultura probabilmente credo che questa sia una delle pochissime iniziative
fatte per sottolineare questa cosa. Cioè è una cosa in gioco, è frutto di tutte le iniziative, della passione, della competenza che ci metteremo tutti. Io vorrei dire soltanto dare praticamente un appuntamento alla successiva, allo sviluppo di questa, sperando, come diceva Salvatore, che sia più partecipata. Per quanto riguarda i controlli, io volevo dire soltanto una cosa, un piccolo particolare. Io sono d'accordo sui controlli, ma non facciamone una nuova Corte dei Conti, un nuovo Ministero. Abbiamo l'esempio della Catalogna, io come piccolo editore ho avuto occasione, abbiamo risolto tutto quanto in un'ora di colloquio con l'assessore e si sono fatti 4 libri sardi tradotti in catalano, 4 libri catalani tradotti in sardo. Uno di questi riguardava appunto l'uso, quello era un giornalista della FUR che spiegava come sono arrivati alla scuola, eccetera. Quindi come problema c'è quello di rendere molto manageriale, quello si prendeva la responsabilità, però era lui che decideva, insomma. E l'ha fatto in un'ora. L'ha fatto in un'ora.